Il gruppo Mercatone 1 guarda al futuro con un po' di ottimismo in più. Giovedì si è svolto al Ministero per lo Sviluppo Economico l'incontro tra commissari straordinari, rappresentanti sindacali e istituzioni per un aggiornamento sulla procedura di vendita del gruppo. C'è un bando che prevede opzioni più flessibili rispetto al precedente per essere più coerente alle esigenze del mercato del settore. La cessione quindi potrebbe avvenire entro l'anno. Speranze rinnovate dunque per i dipendenti dei negozi di Curtarolo e Castelfranco e per gli altri punti vendita sul territorio veneto. L'assessore Donazzan, in prima linea in questa partita, spiega i numeri. La situazione appare in leggero miglioramento, con un fatturato che sta riprendendo, con degli interessi anche, una riduzione significativa anche dei numeri degli esuberi, e quindi io spero che si possa proseguire su questa tendenza positiva. Questo è il messaggio diretto ai dipendenti. La situazione è molto tenuta in considerazione da tutte le regioni che erano presenti ieri al tavolo, dal Ministero dello Sviluppo Economico che segue direttamente la questione, quindi Mercatone 1 è un'azienda di interesse nazionale. In quest'anno dovrebbe esserci una gestione di transizione verso la nuova proprietà, vi aggiorneremo su tutto, questo a tutti i lavoratori. Sugli ex vertici del gruppo Mercatone 1 intanto si è aperta un'inchiesta della Guardia di Finanza con 10 indagati. Le accuse delle Fiamme Gialle sono pesanti: bancarotta fraudolenta.